svolta nel giallo della donna marocchina uccisa in Polesine. La 31enne è morta per un colpo di pistola sparato accidentalmente dal figlio di 8 anni che aveva trovato l'arma e ci stava giocando. Ora c'è la certezza che abbiamo infiltrazioni malavitose e mafiose anche in Veneto, lo ha detto il presidente Zaia in aula come parte lesa nel processo contro i casalesi a Eraclea. Tragico scontro sulla strada dei Laghi a Revine tra un'auto e una moto. Sul posto interviene il soccorso di Treviso Emergenza, ma il Centauro, un 29enne, non c'è stato nulla da fare. Emesso dalla Procura di Milano un nuovo ordine di carcerazione per l'ex terrorista Luigi Bergamin, ora in Francia, già condannato per l'omicidio a Santa Maria di Sala del macellaio Lino Sabadin. L'escalation di minacce e violenza nei confronti dei sanitari a Vicenza. Dottoressa Di Basi trova un bossolo di proiettile nelle cassette delle lettere. Le voci, le testimonianze, la grande paura a Cartigliano il giorno dopo l'incendio alla palazzina e 15 intossicati. Sindaco e residenti parlano di una tragedia sfiorata. Dopo lo scontro in diretta tra il leghista Marcato e il meloniano De Carlo interviene il commissario regionale della Lega Stefani. Basta beghe, restiamo concentrati sulle amministrative. Alpine Vicenza scatta il piano Dunata 2024, prima riunione tecnica per definire le aree di accoglienza, la gestione della viabilità e il percorso dello sfilamento delle penne nere. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli li avete sentiti, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi questa sera e che riguarda gli affitti. Treviso troppo cara, se siete d'accordo, lo vedete in sovraimpressione il numero 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo lo 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera a partire dalle 21:15 Ring. Ed ora la cronaca, la svolta nel giallo della donna marocchina uccisa nel Polesine. La 31enne è morta per un colpo di pistola sparato accidentalmente dal figlio di 8 anni che aveva trovato l'arma e ci stava giocando. È morta per un colpo di pistola sparato accidentalmente dal figlio di 8 anni. La svolta nel giallo di Irchia Naui, la donna di Ariano nel Polesine, trovata agonizzante in casa e poi deceduta in ospedale, ha assunto i contorni del dramma familiare. Sarebbe stato infatti il figlio minore di appena 8 anni ad uccidere per sbaglio la mamma mentre armeggiava con la pistola. Il piccolo avrebbe usato l'arma del padrone di casa che aveva trovato insieme al fratello, non si sa come. Sarebbe entrato poi in casa giocando, così sarebbe partito il colpo mortale. Questa è la ricostruzione fatta dagli investigatori del tragico incidente dopo il ritrovamento della pistola questa mattina in un terreno vicino all'abitazione dove la 31enne viveva assieme al marito e 2 figli di 8 e 11 anni. L'autopsia ieri aveva accertato la presenza di un proiettile calibro 22 nel cranio di Irchia. La magistratura aveva disposto ulteriori accertamenti di carattere balistico per confermare il calibro e la compatibilità del proiettile con le armi recuperate nell'abitazione del vicino di casa che le detiene regolarmente in quanto cacciatore. Era stato proprio il piccolo di 8 anni a dare l'allarme. Aveva detto di aver visto la mamma cadere a terra mentre era al telefono con i parenti in Marocco. Subito dopo in casa era accorso anche il vicino che ha chiamato i soccorsi. Ora gli inquirenti vogliono capire come sia finita la pistola nel campo adiacente all'abitazione. Con ogni probabilità potrebbe essersi trattato di un tentativo da parte dell'anziano di coprire 2 bambini, raccontando agli investigatori una versione di comodo della tragedia per allontanare ogni sospetto dai piccoli. Chiuse le indagini sull'omicidio di Mattia Caruso avvenuto a fine settembre ad Abano Terme, accoltellato dalla rea confessa fidanzata. Per lei si avvicina il processo. Omicidio volontario aggravato da una relazione sentimentale e calunnia. Sono i reati che la Procura di Padova contesta alla 31enne Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso di 25 anni. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini sul delitto che la giovane padovana commise la sera del 25 settembre 2022, quando accoltellò mortalmente, confessando il gesto, il fidanzato al cuore in auto, poco dopo essere usciti da un ristorante di Abano Terme. La Boscaro tentò anche di depistare le indagini, incolpando un uomo incontrato poco prima nel locale. La 31enne quasi di certo andrà a processo se il giudice per le indagini preliminari accoglierà la richiesta del pubblico ministero. Per il reato di omicidio è previsto l'ergastolo e da alcuni anni è esclusa la possibilità di celebrarlo con rito abbreviato che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Valentina Boscaro si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in quartiere Montà.
Abbiamo la certezza di infiltrazioni mafiose in Veneto, lo ha detto oggi il presidente Zaia, interrogato come ultimo testimone in aula Bunker a Mestre nel processo contro i casalesi a Eraclea. Prima eravamo convinti di essere, quantomeno avevamo forse la presunzione di essere indenni da questi fatti. Oggi non l'abbiamo più questa convinzione, c'è la certezza che abbiamo fatti di infiltrazioni malavitose, mafiose anche nel tessuto del Veneto, ed è giusto evidenziare questo. Il governatore Zaia è stato l'ultimo testimone eccellente nel processo sulla presenza dei casalesi a Eraclea, oggi pomeriggio nell'aula Bunker del Tribunale a Mestre, e in cui la regione si è costituita parte civile. Zaia ha anche detto di non aver mai avuto notizie prima dell'arresto di Donadio a febbraio 2019 della presenza di un'associazione mafiosa o di infiltrazioni mafiose a Eraclea. Ho fatto il mio dovere, la regione si costituisce in questi casi come parte civile, lo abbiamo fatto anche in questo caso e sono venuto a deporre come prevede la legge, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino. La regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile. La legge lo prevede e penso che sia un obbligo da parte di noi cittadini, non solo di costituirsi, ma anche di denunciare nel momento in cui vediamo che qualcosa non va. Dopo questa testimonianza il dibattimento si chiude. Numerosi gli imputati che in parte hanno patteggiato, altri sono sotto giudizio per giri di appalti poco chiari, favori di varia natura e denaro sconosciuto al fisco. Le indagini avevano portato alla luce nel febbraio 2019 un sistema di malaffare diffuso e legami tra esponenti della camorra originari della Campania, imprenditori e politici di Eraclea, oltre che bancari, professionisti e componenti delle forze dell'ordine. Per circa 20 anni, come confermato dalla sentenza del rito abbreviato, il clan mafioso aveva gestito i propri affari nella zona, stringendo alleanze con la politica e l'imprenditoria locale. Il boss dell'organizzazione, ora libero, era considerato Luciano Donadio. Ed ancora una tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, in provincia però di Treviso, a Revine Lago, lungo la strada dei Laghi. La tragedia si è consumata attorno alle 17 circa. Un uomo di 29 anni, residente a Cison di Valmarino, in sella ad una moto, si è scontrato contro un'auto, ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Inutile purtroppo i soccorsi da parte del SUEM 118. Medico e infermieri sono giunti con ambulanza, auto medica ed elicottero. Per i rilievi di legge sono intervenuti invece gli agenti della polizia stradale. Si tratta della 14ª vittima della strada dall'inizio dell'anno. La Procura di Milano ha emesso un nuovo ordine di esecuzione pena con carcerazione per l'ex terrorista Luigi Bergamini, attualmente in Francia. È già condannato per l'omicidio del macellaio Lino Sabadino, ucciso a Santa Maria di Sala nel 1979. Per un errato calcolo sulla prescrizione, il nuovo provvedimento aumenta la pena residua di 2 anni, portandola a 18 anni, 11 mesi per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti, del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna tra il 78 e il 79. Bergamini, 74 anni, è uno dei 10 ex terroristi italiani per i quali la Corte di Cassazione francese ha recentemente negato l'estradizione. Ed ancora cronaca, tragedia sfiorata a Cartigliano a causa dell'incendio divampato nell'appartamento di una palazzina in via Aldo Moro. Sarebbe stato un cortocircuito alle prese della presa di un televisore a scatenare le fiamme, il cui fumo ha causato l'intossicazione di 15 persone. Ha avuto paura ieri? Oh sì. Io ho portato a pronto soccorso perché ho un po' di disperava, perché da noi. Fuoco, fumo, danni, ma soprattutto tanta paura. Erano le 12 quando a Cartigliano, in una palazzina di via Aldo Moro, le fiamme hanno avvolto e distrutto un appartamento al secondo piano. Prima il rogo e poi le urla. Un incendio divampato in pochi secondi, probabilmente a causa di un cortocircuito scatenato dalla presa del televisore. Sindaco, tanta paura ieri a Cartigliano. Sì, non nego che ho avuto tanta paura e nella sfortuna fortunatamente è successo di giorno, perché se succedeva di notte non so cosa sarebbe successo e cosa commentavamo oggi. Vigili del fuoco di Bassano del Grappa e Vicenza, carabinieri e SUEM 118, una grande squadra a lavoro per salvare la vita dei residenti intrappolati dalle fiamme e dal fumo. Saranno 15 le persone intossicate trasportate al pronto soccorso del San Bassiano.
13 cittadini e 2 carabinieri, che ringrazio questi carabinieri per quello che hanno fatto. Ma non solo i carabinieri, devo ringraziare anche gli operatori sanitari e i vigili del fuoco, perché hanno gestito la situazione in una maniera impeccabile. E grazie a loro oggi ci troviamo qua a commentare un brutto fatto, ma non una tragedia. Una tragedia sfiorata, grande la paura, ma grande anche la risposta dell'intera comunità. Gli inquilini dell'appartamento che è andato a fuoco, dove hanno trovato riparo questa notte? Grazie a Ivana Cappeller che ha messo a disposizione un suo appartamento. Devo dire che tutti i cittadini di Cartigliano si sono dimostrati molto disponibili in questa situazione. Basti pensare al Parco Zoo Cappeller, che a mezzogiorno ha dato da mangiare a tutti i ragazzi e gli adulti che erano fuori casa, e in più la Proloco e i ragazzi del calcio che ieri sera hanno fatto la cena proprio per loro. E noi siamo entrati all'interno della palazzina andata a fuoco per accogliere le testimonianze dei residenti rientrati nella notte nei loro appartamenti. È da qui che è partito l'incendio, dal secondo piano di questa palazzina, esattamente dalla porta alle mie spalle. Abbiamo aperto la porta e l'abbiamo chiusa subito perché c'era una folata di fumo che entrava da tutte le parti. E così abbiamo chiuso, abbiamo chiamato i pompieri, i carabinieri. E la paura più grande era il pericolo, il gas, che scoppiasse qualcosa, che il fumo fosse ancora più intenso, che i pompieri non facessero tempo a soccorrere. Ieri a mezzogiorno una grande paura. Tanta, perché quando sono arrivata in ospedale avevo 200 di pressione, proprio dallo spavento, perché è stato impressionante il muro di fumo che c'era, le urla del signore del secondo piano dell'appartamento che appunto è andato a fuoco. E questa notte ha dormito a casa? Sì, ho dormito a casa, ma non ho dormito per l'agitazione proprio, è stata una notte impossibile. Una tragedia sfiorata? Sì, direi proprio una tragedia sfiorata. Una tragedia sfiorata, a ricordarlo il giorno dopo, il fumo ancora sulle pareti. Fumo e aria, no? E passa dappertutto, quindi dopo un quarto d'ora, 20 minuti, casa c'era fumo, tutto. Ho aperto la porta, mi è entrata una vampata di fumo, ho chiuso tutto, ho corso in terrazza. Diceva che l'ha salvata quel sottoporta? Perché il fumo saliva sopra e in qualche parte sfoga. Allora io avevo questo qua e mi ha salvato quello. Bossolo nella buca delle lettere di un medico di base, la dottoressa denuncia il fatto alle forze dell'ordine e all'ordine dei medici di Vicenza. Il presidente Michele Valente, categoria dei medici di base, amareggiata dall'escalation di violenze. Camici bianchi bersagliati dalla rabbia dei pazienti che troppo spesso si trasforma in aggressività. Stavolta è capitato ad un medico di base in servizio nel quartiere San Pio X. Una dottoressa che preferisce rimanere anonima ha raccontato di aver trovato il bossolo di un proiettile nella cassetta delle lettere. Minaccia che è stata denunciata alle forze dell'ordine e che viene confermata dal presidente dell'ordine dei medici di Vicenza, a cui si è subito rivolta. Dopo i casi del pronto soccorso, un caso eclatante che riguarda la dottoressa che ha trovato nella cassetta della posta riservato alle richieste dei pazienti, alle comunicazioni con i pazienti, un bossolo di proiettile. Naturalmente quando la dottoressa ha aperto la cassetta della posta e ha visto il bossolo è andata nel panico. Un'escalation di violenze e minacce, spiega il presidente, è diventata sempre più preoccupante. Il problema è che al di là di questo fatto, questa è un'escalation che si verifica da un po' di tempo nel nostro territorio, soprattutto nei riguardi della medicina generale, colpisce prevalentemente le giovani dottoresse. Sta di fatto che è una cosa che preoccupa molto, preoccupa noi come ordine, preoccupano i colleghi sono molto arrabbiati, sono molto amareggiati e non vi nascondo per la verità che c'è un buon numero di medici che vuole lasciare. Anche la dottoressa, che ha raccontato di aver ricevuto in passato da parte dei pazienti offesi e addirittura una minaccia di morte, ha manifestato l'intenzione di andarsene. Anche la dottoressa ha manifestato l'intenzione di abbandonare la professione, di andare a lavorare in qualche altra parte come medico o all'estero da qualche altra parte in modo da levarsi da questa angoscia. Nonostante la tensione in merito al problema sia elevata, l'appello dell'ordine va alle istituzioni. Perché spieghi veramente quali sono le difficoltà operative in cui lavora il medico di famiglia.
Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica dopo lo scontro in diretta a Focus TG tra il leghista Roberto Marcato e il meloniano Luca De Carlo. Interviene anche il commissario regionale della Lega Alberto Stefani. Basta Beghe, restiamo concentrati sulle amministrative. Con Marcato si schiera Gian Antonio Darè, netto Flavio Tosi. Guardi, io sono impegnato in questi giorni a chiudere le liste, a chiudere i tavoli di trattativa con il centrodestra e con Fratelli d'Italia. E quindi non ho tempo per altre questioni. Lo ha sentito Marcato? No, lo sentirò nei prossimi giorni per altre questioni, ma su questo direi che è ora di guardare al 14 aprile, che è il giorno ultimo per depositare le liste, e poi al 14 maggio, che è il giorno per andare a votare. Mancano poco meno di 10 giorni alla chiusura delle liste per 49 comuni del Veneto, tra questi Treviso e Vicenza, e il centrodestra non può permettersi scossoni. Sembra questa la linea del commissario regionale della Lega Alberto Stefani davanti allo scontro che si è consumato in diretta su Focus TG, il programma condotto dal direttore Luigi Baccialli, tra Bulldog Roberto Marcato, assessore della Giunta Zaia, e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Nodo del contendere ancora una volta le frasi roboanti pronunciate a Montorio Veronese da Marcato contro gli alleati, poi confermate nella sostanza nello studio di Baccialli. Tutto questo con replica immediata di De Carlo e relativa bagarre. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Io credo che i sindaci e gli amministratori siano impegnati in cose molto più importanti, non hanno bisogno sicuramente di queste beghe all'interno della coalizione. Noi siamo impegnati a chiudere le liste, a definire i programmi elettorali, a dare risposte ai cittadini. Ma mentre Stefani invoca una sorta di pax elettorale, l'europarlamentare leghista Darè appoggia nei fatti Marcato. Questa è la temperatura chiaramente della regione del Veneto, dove all'indomani delle politiche si sono visti subito delle candidature o delle autocandidature, dallo stesso De Carlo alla Elena Donalzan e quant'altro, che si proponevano come i prossimi, il futuro, il dopo Zaia. Ma credo che il dopo Zaia lo decida Zaia a questo punto, cioè non è che a livello nazionale si vincono le elezioni politiche e all'improvviso i voti a caduta sono anche nelle regioni. Casomai andiamo a discutere altre regioni dove Fratelli d'Italia è più forte, sicuramente le regioni del centro o del sud, e gliele diamo tutte, anche una in più se serve, ma non no. toccate il Veneto, questo è il concetto? Il Veneto è dei veneti e della Lega. E della Lega, soprattutto della Liga Veneta. Tra i due alleati, significativa anche per i trascorsi in Lega la posizione di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, fresco di nomina. Sulle regionali dice influiscono gli equilibri nazionali. Quanto a Marcato, tu al bar puoi dire quello che lui ha detto su quel palco con 200 persone davanti, ma su un palco con 200 persone davanti, in un'assemblea pubblica e quindi in un contesto che poi ovviamente viene diffuso, offendere l'alleato Fratelli d'Italia in questo caso in maniera così appunto sbagliata non lo dovrebbe fare nessuno, ma in maggior ragione un assessore regionale, ma nessuno dovrebbe permettersi toni così sguaiati. Alpini scatta l'adunata 2024, la prima riunione tecnica in cui sono state definite le aree predisposte per l'accoglienza, la gestione della viabilità e il percorso che verrà a sfilare le penne nere in città. Stati generali convocati per organizzare l'adunata degli alpini del 2024 che calamiterà a Vicenza tra le 3 e le 400.000 presenze. ANA provinciale, amministratori comunali, presidente della provincia, ULSOTTO, SVT, AGSM, AIM riuniti per definire i settori e la relativa programmazione, a partire dagli alloggi per l'accoglienza che verranno gestiti in alcune aree attrezzate per l'occasione. Parco della Pace che farà la grande parte del Leone, poi c'è la zona della fiera e poi c'è la disponibilità delle scuole, sia quelle comunali che provinciali, all'interno delle palestre, le quali potranno essere messe giù delle brande. A oggi
più o meno valutiamo più o meno 21.000 posti a disposizione. Tra i nodi da gestire quello relativo a viabilità e trasporti. Abbiamo un programma di rafforzamento naturalmente delle corriere, faremo delle bus navetta collegate con Vicenza Est e Vicenza Ovest, dove faremo arrivare i pullman e da lì poi si sposteranno per arrivare in centro città. Sulla zona fiera faremo una domanda ad FS per ripristinare una navetta su rotaia che permetta quindi dalla zona fiera arrivare in stazione Roma e quindi arrivare in centro città. Infine il percorso che vedrà sfilare le penne nere in città e che ricalcherà quello del 1991. E sarà un percorso che parte sostanzialmente da Viale Verona, quindi farà corso San Felice, Viale Milano, e per arrivare davanti alla stazione dove oggi c'è il monumento agli Alpini girerà su Viale Roma e arriverà alla fine su Piazza Alcide dei Gasperi, dove sarà lo scioglimento. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Avanza l'alta pressione, il tempo si manterrà buono ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, vedete, della nostra regione. Il cielo sarà limpido e con ottima visibilità. Clima fresco con temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra i 10 e i 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Anche qui tanto sole con cielo sereno al mattino, qualche addensamento nel pomeriggio ma sempre senza piogge. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato con qualche annuvolamento, anche in questo caso innocuo. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime infine sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.